Le due facce della medaglia, impresa sfiorata o enorme occasione persa. Comunque la si guardi, la gara nella Tana di Sassari lascia più amari in bocca che soddisfazioni, soprattutto se si pensa alle 3 vittorie su 4 gare, ultimo ruolino di marcia importante stoppato in terra sarda, e se si osserva il primo quarto nel quale i ragazzi di Menetti hanno fatto il bello e cattivo tempo da 3 punti, chiudendo in vantaggio e dando l'impressione di potercela fare. Peccato poi per il crollo nel secondo quarto, appena 9 punti segnati, e nel terzo quarto concessi 33 punti ai sardi. Blackout ed errori che sono costati cari. Alla fine abbiamo fatto un grande sforzo in quarto quarto per tornare in partita, penso che dobbiamo essere orgogliosi di quello, però alla fine c'è da dire episodi sfortunati anche, ma anche da parte nostra di demeriti che hanno fatto sì che il Dinamo prevalesse. Proprio Achele è uno dei migliori di Treviso, dietro il magistrale professor David Logan nel giorno del suo grande ritorno a Sassari, per la prima volta da avversario, là dove fu una pedina cruciale per lo storico scudetto del 2015. La sua prova non basta, Treviso arriva a 1 centimetro persino dal sorpasso, prima che Sassari gestisca il vantaggio verso il 97-93. Gran risultato contro una contender per i piani alti, ma Treviso non può permettersi di giocare per la gloria.